Un cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati al Gurrera di Sciacca. Si gioca la 13ª giornata nel campionato di eccellenze. L'Unidas Sciacca, dopo la sconfitta per 4-3 contro la Don Carlo Misilmeri, ospita il Canicattì, formazione di Mister Bonfatto che si schiera col 4-3-3, Guddu in porta, in difesa Biondo, Di Mercurio, Pettinato e Tedesco, mediana affidata a Garufo, Prividera e Morana, in avanti Iraci, Madera e Gueye. Passano 2 minuti, rimessa laterale, Matera difende il pallone, mette all'indietro dove arriva Garufo che sblocca subito il risultato. È 0-1 dunque per il Canicattì. L'Unidas Sciacca però non resta a guardare. De Giovanni riceve il pallone dal limite dell'area, cerca una bella conclusione con il mancino Guddu, para senza problemi. Ancora Unidas Sciacca dopo 2 minuti, siamo al 17esimo, è Pasquale Galluzzo che riesce a trovare spazio per tentare il destro, lo alza però troppo sopra la traversa. Al 28esimo l'Unidas Sciacca protesta per un possibile fallo di mano in area di rigore di Di Mercurio, lascia proseguire però il direttore di gara. Al minuto 41 la combinazione corale dell'Unidas Sciacca porta alla conclusione Galluzzo che però manda fuori. 0-1 al Gurrera di Sciacca a fine primo tempo, decide fin qui il gol di Garufo. Parte bene il Canicattì nel secondo tempo, qui con Pettinato che esalta i riflessi di D'Amico. Rivediamo il tentativo del difensore ex Giarre quando attacca Garufo dalla destra sui sviluppi di un calcio d'angolo. Ancora Garufo pensa probabilmente al traversone, poi si inventa questa traiettoria che batte il portiere. Canicattì scatenato e poi con Biondo a trovare il gol del 3-0 beffarde. Le due conclusioni di Biondo e Garufo per il portiere dell'Unidas Sciacca. Siamo sul tris del Canicattì ma si risveglia l'Unidas Sciacca con questo tentativo, il colpo di destra finisce sul palo, poi l'azione prosegue. Alla fine è Ido Iaca con questo sinistro a trovare la deviazione vincente e il gol dell'Unidas Sciacca che prova a rientrare dunque in partita. Siamo all'82esimo, passano 5 minuti, palleggia il Canicattì ma lo fa male. Ringrazia allora Nunzio Nicosia che scambia con il compagno, ancora Nicosia per battere il portiere. 2-3, si apre incredibilmente la partita proprio nei minuti finali. Poi Iraci cerca il destro dal limite dell'area, risponde il portiere, termina la partita. Unidas Sciacca 2, Canicattì 3. Si impone la formazione di Bonfatto. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto, alla prossima. Per l'ennesima buona prestazione senza ottenere punti.